Mi dispiace, sono in ferie e sono senza soldi, giuro che la prossima settimana ricomincio a lavorare. Si è giustificato così davanti al giudice Damian Piekarski, 32enne polacco residente a Vittorio Veneto ma domiciliato a Padova, dove ha detto di lavorare. Il giovane era stato fermato poche ore prima dai carabinieri dopo aver forzato la porta della canonica e della scuola materna della parrocchia di San Gregorio Magno in quartiere Terranegra. Era stato il parroco Don Fabio Artusi ad accorgersi della presenza del giovane dal videocitofono alle 3:20 di notte. Il sacerdote ha chiamato i carabinieri che sono arrivati subito e hanno fermato il 32enne. In caserma, dopo aver dato false generalità, è emerso il lungo elenco di precedenti a suo carico per furti e rapine eseguite soprattutto nel Coneglianese e nel Vittoriese. Domenica notte Piekarski aveva con sé 2 cacciaviti, ma i carabinieri gli hanno trovato in tasca anche 21 grammi di hashish. È stato arrestato per tentato furto, falso sulla identità personale e spaccio di sostanze stupefacenti. Davanti al giudice ha patteggiato la pena di 1 anno e 10 mesi, con obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.